Bentornato al nord dopo Torino. Sì, infatti di ritorno dopo ormai 15 anni, un'esperienza in piemontese che è stata un'esperienza molto formativa. È la prima uscita ufficiale del nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Giampiero Rizzo, ingegnere, cosentino, 56 anni, da 26 nel Corpo Nazionale dei Pompieri con prima nomina a Torino. Con una specializzazione nello studio dei terremoti arriva nel Veneto dopo diverse esperienze nel sud Italia. Un incarico assunto da appena 4 giorni, ma che sono già bastati a fargli dire: È una terra che ha dei rischi e delle potenzialità diverse rispetto alle esperienze che ho fatto fino a questo momento, però mi sento pronto di poter affrontare questa nuova avventura. Pochi giorni di comando, ma sufficienti per un primo giudizio anche su uomini e mezzi. I miei vigili hanno un bagaglio culturale, un bagaglio di esperienze molto elevato, ho avuto modo di apprezzarle in diverse riunioni che ho fatto col personale e tutte le specialità tipiche dei vigili del fuoco sono a un livello molto elevato e quindi sono fiducioso sui tempi di intervento e sulle modalità di intervento, soprattutto sull'efficacia degli interventi dei miei vigili in ogni aspetto di nostra competenza. Attenzione al rischio sismico, ma anche agli incendi, che qui vedono un importante nucleo di polizia giudiziaria per le indagini, pari a diversi comandi del Sud Italia. Infine, il neocomandante presterà particolare attenzione alla prevenzione da frane e alluvioni, contando sull'esperienza in campo dei suoi pompieri. Perché anche lì in Calabria o comunque nei comandi in cui sono stati, questa è una costante, l'Italia è di per sé un rischio idrogeologico, qui è più idrico che geologico, però voglio dire anche su quell'aspetto conto sull'esperienza dei miei vigili che da quello che mi raccontano sono abbastanza forti.